Segnali di ripartenza per l'economia della Liguria. A dare una forma organica a trend di crescita registrati singolarmente in più settori produttivi ci ha pensato la sede genovese della Banca d'Italia, che nel report mensile ha tracciato il quadro di una situazione complessiva che lascia intravedere segnali di speranza per l'immediato futuro. Per la verità, i primi segnali di recupero erano già stati avvistati nel 2014. Quello che evidenziano invece i dati dei primi 9 mesi del 2015 però è un miglioramento complessivo della congiuntura economica, con il rafforzamento della domanda interna, l'incremento del fatturato delle imprese, l'aumento delle esportazioni e il rallentamento della crisi nel comparto edile, sicuramente uno dei più colpiti negli ultimi anni. È significativa poi la ripresa dei consumi per le famiglie, per l'acquisto di alcuni beni durevoli, come per esempio l'automobile, con le immatricolazioni che a settembre hanno registrato un più 14% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Migliorate anche le condizioni del mercato del lavoro, con una crescita dell'occupazione più 2,8% più intensa per i lavoratori indipendenti. Per quelli alle dipendenze, che hanno comunque registrato un lieve recupero, gli avviamenti al lavoro sono saliti in tutti i principali comparti produttivi. È cresciuta la quota dei nuovi contratti a tempo indeterminato e anche in Liguria il tasso di disoccupazione si è riportato al di sotto del 10%, affermandosi al 9,7%, e per la prima volta è diminuito il ricorso alla cassa integrazione. I flussi turistici poi sono saliti sia per la componente italiana sia per quella straniera. Secondo i dati provvisori forniti dalla regione, nella prima metà di quest'anno le presenze di turisti in Liguria sono cresciute del 7,5% su 12 mesi. Vi hanno contribuito sia la componente estera, più 11,9%, sia quella nazionale, più 4,9%. Gli arrivi complessivi sono saliti del 12,3% e sulle 4 province è quella di La Spezia ad aver registrato l'aumento più considerevole, più 16,7%. La ripresa dell'attività economica si è riflessa in parte anche nel mercato del credito. I finanziamenti alle famiglie si sono stabilizzati e si è attenuata la flessione di quelli destinati al comparto produttivo. Le condizioni di offerta dei prestiti bancari sono migliorate e la domanda di credito ha mostrato segnali di ripresa, anche se continua a influire negativamente un'attività di investimento delle imprese ancora limitata. Nel mercato dei mutui per l'acquisto di abitazioni è stata intensa l'espansione delle surroghe. Nei portafogli finanziari delle famiglie i depositi bancari infine hanno rallentato a fronte di un'ulteriore e significativa crescita dei fondi comuni.